le indicazioni di ARPA sono di rassicurazione, perché il vento ha disperso i fumi che sono usciti dalla combustione, insomma, nelle parti superiori dell'aria. Rassicura la popolazione il sindaco di Villafranca Padovana, Luciano Salvò. Le analisi dell'aria danno esiti positivi. Ora bisogna attendere le ultime verifiche dei tecnici dell'ARPA, ma la paura è passata. Sì, perché è stata una notte di paura in via Ponte Alto, dove per tutta la notte è bruciato un deposito. Tantissimi scoppi, perché era un deposito di auto, dicono, batterie, cose. Infatti quello è il motivo per cui non ci hanno fatto passare, perché hanno detto che c'era pericolo di scoppio e quindi poteva arrivare anche qualcosa qui sul cavalcavia. Le fiamme hanno lambito anche l'autostrada, che è rimasta chiusa tutta la notte nel tratto tra Grisignano e Padova Ovest. È stata ripristinata anche la corrente elettrica, interrotta per alcune ore dopo che il fuoco aveva abbattuto un traliccio. Il traliccio è caduto. Siamo stati senza circa 3 ore e mezza, comunque sono stati bravi, veramente. Incessante il lavoro dei pompieri, che solo dopo molte ore hanno avuto la meglio sul rogo. Parecchio materiale infiammabile, abbiamo gomme, abbiamo auto vecchie, depositate, stoccate negli anni e abbandonate in questo scenario. Troppo presto per fare ipotesi sulla natura del rogo, anche se non si esclude nessuna pista, compresa quella del Dolo, un'area che da più di 20 anni è al centro di polemiche per il continuo ammasso di rottami. Il comune era intervenuto già nel 2018. Questa area è stata posta sotto sequestro all'inizio del 2018, dopo i tentativi ripetuti da parte del comune di far cessare le attività che si svolgevano all'interno e le opposizioni costanti da parte della proprietà. È rimasta sotto sequestro fino a fine 2023, dopodiché abbiamo provveduto a rintracciare le persone destinatarie del provvedimento del dissequestro condizionato alla bonifica dell'area. Abbiamo emanato a gennaio un'ordinanza di sgombero dei materiali, hanno iniziato a sgomberare qualcosa, dopodiché insomma l'epilogo l'abbiamo visto ieri sera. 20-30 anni di questa situazione, doveva sempre essere bonificato, doveva sempre fare, ma non è mai stato fatto nulla e adesso si è bonificato da solo praticamente.